Siamo qui con Luca e Laura Vazzoler di Energica, con sede a Conegliano. Qual è la storia della vostra azienda? Allora, la storia nasce nel 1895 con il suo fondatore Carlo Aliprandi, da cui prende nome l'azienda e il nome che è stato tenuto fino adesso. L'azienda poi viene passata ai nipoti Domenico e Camillo Vazzoler e dopo Camillo subentra Mario, che è nostro padre, e ad oggi siamo io, mio fratello e mio marito i tre soci della Liprandi. La Liprandi è nata acquistando inizialmente petrolio lampante, poi si è sviluppata acquistando e rivendendo tutti i prodotti della gamma petrolifera. Inizialmente avevamo anche un grosso deposito a San Vendemiano, poi all'inizio degli anni 2000 abbiamo scelto di lasciare quel ramo d'azienda e dedicarci esclusivamente alle stazioni di servizio. È nato così il marchio Energica e quindi man mano che noi avevamo già parecchie stazioni di servizio, convenzionate però con il marchio delle compagnie petrolifere. Man mano che scadevano i contratti di convenzionamento, quindi abbiamo modificato, abbiamo messo il nostro marchio Energica e ad oggi siamo arrivati ad avere 21 stazioni di servizio. Sfatiamo alcuni falsi miti, come vi rifornite di carburanti? Allora, noi ci riforniamo direttamente dalle compagnie petrolifere. Non abbiamo un nostro deposito, quindi andiamo a caricare direttamente e in maniera prevalente a Porto Marghera, dove carichiamo proprio dal cisternone nel quale la compagnia petrolifera ha il suo prodotto. Quindi il nostro prodotto è quello della compagnia petrolifera. Quali azioni mettete in campo per la sostenibilità? Prima di tutto, a livello di sostenibilità, pensiamo alla nostra clientela. Quindi operiamo tutta una serie di azioni periodiche di controllo di efficienza sulle stazioni di servizio. Questo ci permette, prima di tutto, di avere prodotto sempre di qualità, dato filtrato, inizialmente controllato e pulito al cliente, e dopo questo ci permette anche di risparmiare su quello che possono essere i consumi di energia e le manutenzioni sui punti vendita. Oltre a questo abbiamo sistemi di riciclo dell'acqua dei piazzali, perché anche banalmente l'acqua piovana può raccogliere la sporcizia lasciata dalle autovetture o piccoli spandimenti accidentali di prodotto. Tutto viene filtrato da dei desolatori che rilasciano acqua pulita. Quindi a livello ambientale non rischiamo nessun tipo di spandimento. Oltre a quello abbiamo controlli nelle nostre cisterne, sulla loro sicurezza, sulla loro integrità, anche da remoto, e abbiamo sempre tutto sott'occhio. Oltre a quello che possono essere le attività sui nostri piazzali, a livello di energia abbiamo iniziato a installare e stiamo portando avanti un progetto di installazione di impianto fotovoltaico in modo da essere sempre più autonomi nell'autoproduzione di energia e riciclo dell'acqua anche dagli impianti di autolavaggio, in modo da poter utilizzare sempre di più acqua riciclata e meno acqua che arriva dall'acquedotto. Stazione di servizio, qual è la vostra visione? La stazione di servizio ha avuto un ruolo fondamentale nella viabilità e nella mobilità e ce l'avrà secondo noi anche nel futuro. Non solo l'erogazione di carburanti, che sempre più darà spazio a energie alternative che serviranno per la mobilità e per i viaggiatori, perché non sono solo le vetture, ma anche gli automobilisti, i viaggiatori che hanno bisogno di un punto di riferimento dove fermarsi. Noi in questo già stiamo ampliando la nostra rete di ulteriori servizi, a partire ovviamente dalla ristorazione e autolavaggi, ma per andare anche ad altri che verranno sviluppati nei prossimi anni, anche perché crediamo molto nelle partnership. Noi oggi, tra i vari partner, quello più importante che abbiamo è Italiana Petroli, che ha la rete più importante a livello nazionale e con la quale collaboriamo sia da un punto di vista di fornitura di prodotto che anche di servizi dati all'utenza, per esempio con la nostra particolare partnership sulle carte carburanti. Oltre a questo, la stazione di servizio potrà servire anche come punto di scambio e come punto commerciale sempre più aperto a tutti i tipi di clientela e a tutti gli orari. Potete darci qualche numero? La nostra azienda in questo momento conta 21 stazioni di servizio a marchio Energica, tra quelle nostre di proprietà e gli impianti di terzi convenzionati. Abbiamo nel 2024 superato il fatturato di 50 milioni di euro
E abbiamo tra personale dipendente diretto, gestori e personale collegato e tutto l'indotto circa 70 persone che ruotano attorno a quello che è il mondo di Energica. Noi crediamo molto nel rapporto con tutti i nostri partner, quindi anche quelli vicini. Ci piace infatti sottolineare che per qualsiasi problematica che può arrivare anche dal cliente, siamo molto veloci nell'azione perché abbiamo un rapporto diretto con tutti.